Buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di domenica 17 aprile. Prima corsa riservata ai gentleman, la prima delle due gentleman del pomeriggio bolognese. Sono cavalli di 4 anni sul miglio, 1 Capuzzi, 2 Carlitos, 3 Carezza V, 4 Catherine Rec, 5 Chianti, 6 Cometa, seconda linea, 7 Clarabella Pella, 8 Cruciale Min, 9 Countdown C. Favori per Cruciale Min in chiusura, abbastanza nettamente sotto la pari, l'allievo di Jessica Pompa. Alternativa principale Carezza V con Michela Rossi, macchina che accelera. In partenza veloci Capuzzi, Carezza V e Chianti. Capuzzi cerca di rientrare a Carezza V. Numero 2 Carlitos squalificato. Con lo sbagliare e così Carezza V in vantaggio, Capuzzi di galoppo. Numero 1 Capuzzi squalificato. Chianti, mentre in seconda posizione c'è Catherine Rec davanti a Clarabella Pelle, via via gli altri. Intanto il quarto iniziale se ne va con Carezza V che lo può percorrere in 29,6 con 15,6 di secondo parziale. All'esterno si prodiga invece Cruciale Min che risale al largo, raggiunge Catherine Rec e tenta l'aggancio ora con Carezza V che da parte sua completa in 45,2 i primi 600 di gara sul piede dell'1,15 appena abbondante. All'esterno anche Chianti che è stato superato appunto da Cruciale Min, mentre sono out fuori corsa Carlitos e Capuzzi. Se ne vanno gli 800 intanto e con un secondo quarto in 31. Il chilometro invece è coperto in 1,16,5. Ora attacca con decisione Cruciale Min, va su Carezza V, la sopravanza in breve a 500 dalla conclusione ed è quindi nuovo leader Cruciale Min. Cerca di industriarsi all'esterno anche Clarabella Pelle. Clarabella Pelle avanza su Carezza V mentre sbaglia Catherine Rec. Numero 4 Catherine Rec squalificato. Clarabella Pelle, poi in calo invece Carezza V. Si muovono dalla retroguardia. Retta d'arrivo che è una solo per Cruciale Min che viene a vincere da lontano la lotta per il secondo posto. Vede emergere invece Clarabella Pelle, mentre per il terzo è il numero 5 Chianti che ha ragione infine di Countdown C. 1,15,7 il ragguaglio conclusivo e vittoria per distacco da parte di Cruciale Min che se la fa tutta allo scoperto. Ai 500 finali ha ragione di Carezza V che cala nettamente nel finale. Il successo quindi per il numero 8 Cruciale Min, Jessica Pompa in sediolo, training di Andrea Bigliardi per conto della scuderia Vincenzius. Andiamo a vedere l'arrivo per il secondo posto. Finisce bene Clarabella Pella al secondo. Per il terzo invece Chianti ha ragione di precisione di Countdown C.